prepariamo per la Santa Messa, ci mettiamo in piedi. Hai cambiato il mio lamento in danza, di allegria hai riempito il mio cuore, per questo io ti canto, Signore Dio mio, mia gloria, Adonai, 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 Adonai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Celebriamo la messa votiva del nome santissimo di Gesù. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra, sottoterra, ed ogni lingua proclami Gesù il Signore. Noi vogliamo invocare il nome di Gesù, vogliamo invocarlo su di noi, sulle nostre vite, vogliamo chiedere al Signore la grazia di essere di quelli che sanno portare il nome di Dio nel loro cuore. Abbiamo cantato Adonai, che è il nome di Dio, è il nome di colui che crea dal nulla, è colui che ha creato ogni cosa, per mezzo di lui tutte le cose sono state create, diciamo nel credo. Vogliamo rinnovare la nostra piena adesione a colui che ci ha chiamati per amore alla vita e rispondere con amore al Dio dell'amore che ci perdona. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, concedi a noi che onoriamo il santissimo nome di Gesù di gustare la sua dolcezza in questa vita per godere la felicità eterna nella patria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seduti accogliamo con attenzione la parola del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che diremo di Abramo, nostro progenitore secondo la carne?
Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia, indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa, è coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Alleluia, 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 alleluia. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda, e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna, sì ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi si è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non abbiate paura, valete più di molti passeri. Parola del Signore. Gloria a Dio Cristo. Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre lodato.
solo un breve pensiero che accompagni questo nostro stare nel nome di Gesù, radunati per Cristo, con Cristo e in Cristo. E noi siamo per Gesù, con Gesù e in Gesù, radunati per essere noi stessi. Ecco, quella gloria del Dio vivente che in Cristo Gesù, riscattati dal suo sangue, per il suo nome preziosissimo, siamo chiamati ad essere testimoni del suo amore nel mondo. E Gesù ci invita ad essere lievito. Voi siete il sale della terra, voi siete il lievito. Ma oggi Gesù ci dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Cosa ci sta dicendo Gesù? Ci sta dicendo di stare attenti perché, ecco, c'è una tentazione, quella di apparire agli occhi degli altri belli, buoni, santi, giusti, ma poi magari tutto ciò non corrisponde alla realtà. Chi è l'ipocrita? L'ipocrites è colui che grida dietro una maschera, che si nasconde. E veniva introdotta questa pagina del Vangelo che c'erano migliaia di persone che si erano radunate al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi dall'ipocrisia. Perché dice questo? La tentazione è anche noi. Quanti siamo? Qui si parla di migliaia di persone. È bello vedere che ci siano migliaia di persone che seguono Gesù. Ma oggi domandiamoci, questi numeri, voi anche i numeri che abbiamo sperimentato, folli oceaniche, pensate alla giornata mondiale della gioventù, ma mi domando, è un lievito di apparenza? È una festa? Pensate alle nostre feste paesane, quando arrivano persone che si presentano solo quel giorno, oppure quando c'è magari in associazione la sagra della porchetta o del maialetto sardo, quando pare che si chiami, o piuttosto di qualche altra prelibatezza, e allora spuntano tutti. E Gesù dice: ma perché siete venuti? Perché siete qui? Ecco, Gesù forse lo sta domandando anche a noi. E allora qual è la virtù contro il dramma dell'ipocrisia? La sincerità, l'autenticità. Essere autentici significa essere se stessi, non mettersi la maschera di un altro, essere se stessi, essere sinceri, sinceritas, sine cera. Chi è la persona sine cera? Quella che non fa trucco e parrucco, acqua e sapone? Anche la persona sincera, sine cera, ha due, potremmo dire due radici. Una è data dagli apicoltori, sono quelli che fanno il miele. Cosa fanno? Smielano poi gli alveari, prendono i fami, li smielano, e dovrebbe centrifugarsi il miele e rimanere solo il miele. Ogni tanto quando vedete dei vasetti e sotto c'è quella parte addensata, qualcuno dice: no, è un po' lo zucchero che si è addensato. No, quella è la cera, perché la cera costa di meno del miele. E allora gli apicoltori magari lo mettono al sole, lo rendono più fluido e ti vendono il miele con la cera, che è un miele più scarso. E invece il miele senza cera, sine cera, sincerità, è il miele puro, è il miele buono. Per carità, noi non dobbiamo essere smielati, ma dobbiamo essere sinceri. Se tu sei miele, devi essere miele. C'è anche un'altra cosa che ci fa capire la sincerità. Sapete, anticamente
c'erano le statue, oggi magari negli scavi archeologici di Pompei, Ercolano, ma anche a Roma stesso, in altri luoghi dove si vanno a fare degli scavi archeologici, anche da noi in Sicilia, o anche qui magari c'erano dei tempi antichi e c'erano le statue. Alcune statue nei trasferimenti si rompeva qualche pezzo, qualche drappo del vestito di marmo, e allora cosa facevano? Riparavano questi pezzi con della cera, per cui sembravano perfette quelle statue, ma di fatti c'erano degli ammanchi che venivano camuffati con la cera. Una statua perfetta era quella simile cera, la sinceritas, no? La sincerità, essere senza cera, senza orpelli. E qui Gesù ci sta dicendo: noi dobbiamo essere noi stessi, autentici. Certo, l'autenticità ci creerà nemici. Quando una persona è autentica, poi ci saranno le persone che ti inizieranno a venire contro. Anche le persone che hai beneficato, questo lo dobbiamo mettere in conto. Vi ricordate qualche settimana fa gli operai della vigna del Signore, quelli della prima ora delle 6 del mattino, poi all'ora terza, alle 9, poi il Signore va anche a mezzogiorno, l'ora sesta, e poi fino all'11ª ora, proprio alla fine, e lavorano un'ora soltanto. Quando il padrone deve dare la ricompensa, cosa fa? Dice all'amministratore: chiama gli operai e dai la paga a tutti, cominciando dagli ultimi. E quando arriva la paga, quella persona che sa che l'operaio ha diritto a quello che è il sostegno per la famiglia, dà lo stesso la paga, anche perché ha lavorato poco. A prescindere da quello che tu puoi fare, ti viene data una giusta ricompensa, ciò che è giusto per il Signore. Noi tante volte diciamo: ma non è giusto, noi dal primo momento. E poi un'altra cosa, anche Gesù che ci racconta questa parabola, io mi permetto di dire, il padrone avrebbe potuto fare una cosa: chiamare gli operai della prima ora, gli dava la paga e li mandava, poi quelli della terza ora gli dava la paga, nessuno l'avrebbe saputo. Alla fine nessuno. E invece il Signore vuole che si sappia che non è tanto quello che noi possiamo fare per Lui, ma è Lui che vuole fare tutto per noi. Questa è la bellezza della misericordia di Dio. L'abbiamo ascoltato anche nella prima lettura. San Paolo, quando parla alla comunità di Roma, la lettera ai Romani, la prima lettera che incontriamo nelle lettere di San Paolo, no? Subito dopo, proprio negli scritti del Nuovo Testamento, la prima lettera che troviamo è questa, Romani, e ci viene detto nel capitolo 4 che il Signore ci dona la sua grazia, ci dona con gratuità. Vedete, chi lavora, dice, chi lavora riceve il salario, a chi lavora non come un dono, ma come un debito. Ha lavorato, tu sei in debito con la persona, glielo devi dare. Ma chi fa un servizio libero e liberante, quello non sarà più un debito, ma diventa una giustizia, quello che Dio gli darà. È Dio che decide ciò che è giusto dare. Ci sono dei servizi, delle opere. Don Marcello, i soldi per pagare noi ancora devono inventare il conio. Ci sono delle cose che non puoi pagare, non c'è prezzo a pagare. Per tutto il resto c'è Mastercard. Non si potrebbe dire, perché sennò si fa la pubblicità piuttosto della Visa o la Dinnercards oppure dell'American Express, non so, ognuno di voi ha quello che ha. Ma attenzione, ci sono delle cose che non hanno un prezzo. Come lo paghi, come lo quantizzi? Allora comprendiamo che Dio ci sta dicendo: non è tanto una questione
di quantità, quanto ti devo, quanto mi devi. Non c'è un dare e avere, ma c'è questa meravigliosa amicizia di Dio. Dico a voi, amici miei, Gesù ci sta chiamando amici. Chi è l'amico? Animi custos, è colui che custodisce quello che hai nel tuo animo. Solo io posso capirti, solo tu puoi capirmi, perché sei amico, perché le altre persone non comprendono. E guardate che Gesù chiama amico anche Giuda. Amico, per questo sei qui. Io so quello che c'è nel tuo cuore, qual è il tuo pensiero, e solamente Dio sa quello che c'è nel nostro cuore, nel nostro pensiero. Solo Lui sa se siamo sinceri oppure no. Gli altri possono pensare che noi stiamo facendo la parte nostra, stiamo recitando un copione, stiamo facendo una commedia. Passa la commedia di questo mondo e poi, alla fine, quando si chiude il sipario, la ricompensa ce la darà il Signore. Al di là se le persone ci faranno un bellissimo elogio funebre, manco lo ascolteremo, non lo sappiamo cosa diranno al rito delle nostre esequie, non lo sapete cosa diranno o chi ci sarà. Forse il Signore ci darà la grazia, come qualche mistica dice, che noi parteciperemo, vedremo, ascolteremo, ci renderemo conto. Ma attenzione, a prescindere da ciò che diranno gli altri di noi, a prescindere ciò che la storia dirà di noi, non dobbiamo temere il giudizio della storia, ma il giudizio del Signore della storia. Qualcuno qualche volta anche accusato di crimini efferati, di guerra, dirà: un giorno la storia ci giudicherà e ci darà ragione. A me non interessa che mi dia ragione la storia degli uomini, ma che mi giudichi degno di sé il Signore. Questa è la ricompensa bella, sentirci dire: vieni servo buono e fedele, prendi parte alla gioia del tuo Signore, tu sei stato fedele nel poco. Vedete, quando vogliamo screditare qualcuno basta dire: e vabbè, che cosa ha fatto? Il suo dovere. Tu alla fine hai fatto il tuo dovere, sei prete, hai predicato, hai detto la messa, basta. Che doveva fare? E ti pare poco? Ha fatto il suo dovere. Se tutti facessimo il nostro dovere, anche come credenti, come amici di Gesù, stiamo pregando la messa votiva del nome di Gesù. E vorrei concludere con un'espressione tanto cara a me, perché mi ricorda il santo dei giovani, San Giovanni Bosco. Sapete cosa diceva San Giovanni Bosco ai suoi ragazzi? Meglio essere cristiani e non dirlo che dirsi cristiani e non esserlo, perché se no facciamo fare cattiva figura a Gesù. Vi ricordate l'aneddoto di Alessandro Magno? Ve l'ho raccontato? Non ve lo ricordate? Appena ve lo racconterò ve lo ricorderete. Significa che la memoria a lungo termine dovreste averla, quella breve memoria non si perde, le cose brevi si perdono, le cose lunghe si mantengono, no? Vabbè, vediamo. Un giorno Alessandro Magno, sapete chi era Alessandro Magno? Il re della Macedonia. Buona la Macedonia, vero? Ok, il re di Macedonia. Questo re di Macedonia, siamo nel III secolo a.C., ok? Ci siete? Sì, vicino alla Grecia. Più o meno, vabbè. Alessandro Magno viene informato dal suo primo ministro che c'è un generale del suo esercito che non funziona bene, non espleta bene le sue funzioni. La mattina si alza tardissimo, è stanco, scossato, i suoi militari lo attendono per gli addestramenti, non ci va, poi si dà all'auti banchetti, la sera si ubriaca, si dà un po' alla pazza gioia, per ognuno di voi pensi a quello che potesse fare questo uomo, sicché non funziona bene. Allora il re dice al suo primo ministro, Alessandro Magno, dice: comunicagli che domani sarà
seduto a tavola con me per il pranzo. E allora il primo ministro si intristisce perché lui non era stato mai invitato a pranzo dal re, mai. Dice, ma guarda, giusto con questa carogna lui si mette a pranzo, ora c'è io che sono integerrimo, no? E questo che è quello che è la vergogna del nostro esercito lo vuole a pranzo. Vabbè, e glielo comunica. E allora questo soldato, questo generale, va, si prepara di tutto, quando si sveglia al mattino, si sistema tutto, si fa, come si dice, trucco e parrucco, pure lui, la barba, si sistema tutto, ma dall'estetista si fa togliere i peli superflui, oggi si usa, no? E va, si presenta in alta uniforme dal re, impeccabile, e quindi si mette la sua maschera, un ipocrita, no? E giunge lì, e c'erano i due posti, uno da un lato della tavola, del desco, della mensa, e uno dall'altro capo della tavola, e quindi si presenta, il re scende con i suoi abiti sontuosi, lo vede, si accomoda, e anche questo generale si siede di fronte a lui a decine di metri di distanza, e lui dice no, prendi la sedia, siediti qui accanto a me. E quello prende la sedia, si siede accanto a lui e lo guarda, dice, tu sai cosa sto facendo io? Io non mangio mai con i miei inferiori. Con i miei inferiori. Io potrei mangiare con i miei pari. Se viene il re di un'altra nazione, io lo accolgo e mangio con lui a distanza. Io ti voglio accanto a me, ti sto trattando da pari. E poi gli domanda, senti, tu sai che mi hanno parlato di te? E quello risponde, presumo di sì. E secondo te mi hanno parlato bene o male di te? E quello cambia colore, dice, sicuramente mi hanno parlato male. Ah, ti faccio un'altra domanda, come ti chiami? E costui rispose, mi chiamo Alessandro. Dunque ti chiami come me. Hai due opzioni. O cambi vita o cambi nome. Perché quando diranno Alessandro penseranno a te e non a me. Penseranno ai tuoi vizi e non alla mia grandezza. Perché vi sto raccontando questo? Se oggi avessimo la grazia di avere Gesù qui e fisicamente di vederlo, intanto ci fanno un trattamento sanitario obbligatorio, così siamo tutti a posto. No, ma se Gesù fosse qui, io credo che prima di tutto a me direbbe, Francesco, tu dici di essere cristiano e quindi hai il mio nome. Senti Francesco, o cambi vita o cambi nome, perché se no mi fai fare cattiva figura. Noi ci diciamo cristiani, ma quante volte abbiamo fatto fare cattiva figura a Gesù? Altro che cristiani, ed essere onorati, orgogliosi di portare il dolce nome di Cristo nella nostra vita, essere cristiani, essere cattolici, appartenere alla Chiesa cristiana cattolica significa avere 2000 anni di storia dove santi, martiri hanno dato la loro vita, e noi siamo quegli ipocriti o siamo di quelli che nel nostro piccolo, come quei passeri a cui si riferisce Gesù, dove dice 5 passeri, 2 soldi, quanto vale un passero? Niente. Una formica quanto vale? Per voi le formiche, quanto costano le formiche? Niente. Eppure il Signore si prende cura anche della formichina. Pensate a voi che valete molto di più, perché in noi c'è il nome di Dio, in noi c'è il nome di Gesù. Noi siamo cristiani, noi valiamo molto di più. In noi
c'è il sangue di Gesù. Adesso Gesù ci comunicherà il suo corpo, il suo sangue, la sua anima, la sua divinità. La sua stessa vita divina sarà data a noi. Noi riceviamo il suo corpo e diventiamo parte del suo corpo. Ma guardate che miracolo di grazia. Questo è il dono grande che Dio ci fa. Ecco, con questi sentimenti continuiamo la Santa Eucaristia, dicendo al Signore: Signore, abbi misericordia di me. È vero, io non sono degno, come disse il centurione romano, come recitiamo ogni volta durante l'elevazione: Domine, non sono degno sotto intre sul tetto umano, sed tantum dic verbo. Di soltanto una parola: rendimi degno. Dillo tu, Axios, tu sei degno. Dimmi, Maestro. Il Signore, quando arriveremo davanti alla porta del paradiso, Gesù dirà: questo è dei miei, lasciare entrare. Cosa ho scritto Dio, cosa posso darti? Eccomi, son qui davanti a te. Le gioie di dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te. Accetta, mio Re, questo poco che ho, offro a te la mia vita, gioia in me, fa la tua volontà, il mio unico bene, sei solo tu, solo tu. Pregate, fratelli e sorelle, questo nostro e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, ci ha guardato in tua mani questo sacrificio, di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo nel nome di Cristo Gesù tuo Figlio, fiduciosi nella confortante promessa che ogni domanda fatta nel suo nome sarà esaudita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del Tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la Tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Gesù, Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo con gioia la Tua gloria. Santo, Santo, Hosanna. Santo, Santo, Hosanna. Hosanna, 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 Cristo Signore. Hosanna, 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 Cristo Signore. In cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di te. In cieli e la terra, oh Signore,
Osanna, Cristo Signore, benedetto colui che viene nel nome tuo Signore, benedetto colui che viene nel nome tuo Signore. Osanna, Osanna, Cristo Signore. Osanna, Osanna, Cristo Signore. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio Gesù, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i risplendenti Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, i santi angeli custodi, Santa Teresina del Bambino Gesù e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato
mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua potenza e la gloria nei secoli. Tutte le preghiere della Messa sono rivolte al Padre per mezzo del Figlio nella potenza dello Spirito Santo. Abbiamo concluso con la dossogia, poiché tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria Nei secoli. E adesso c'è l'unica preghiera in tutta la Messa che è rivolta proprio a Gesù, alla seconda persona divina della Santissima Trinità, qui presente. Gesù è qui e il sacerdote parla proprio con Gesù in questo momento. Questa è l'unica preghiera della Messa dove il sacerdote parla direttamente con Gesù. Ascoltiamo bene quello che dice, perché lo stiamo vivendo questo mistero. Gesù è qui, con il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Lui è il crocifisso risorto, il vivente, qui. È qui. Noi riceveremo Gesù qui. Ascoltiamo quello che la divina liturgia ci fa dialogare, noi sacerdoti con Gesù. Ascoltate, perché è una preghiera per voi, per tutta la Chiesa. Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. A Gesù abbiamo chiesto il dono dell'unità e della pace. La Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, che possa esserci pace. Ecco, nel nome di Gesù scambiamoci questo gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, donanos la pace. E ancora continua il sacerdote sottovoce, parlando con Gesù. Pregando una preghiera di guarigione, di liberazione, di consolazione per noi e per tutta la Chiesa. Sottovoce ripetete queste parole. Signore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo. Sottovoce. Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre e con l'opera dello Spirito Santo, morendo hai dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue. Liberami da ogni colpa e da ogni male. Liberami da ogni malattia e da ogni infermità. Fisica, spirituale e morale. Fa che sia sempre fedele alla tua legge.
non sia mai separato da te. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue. Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa per l'anima del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla festa, ma dammi soltanto la parola che io sarò salvato. Seduti. A mani giunte riceviamo tutti la comunione sotto le due specie. Noi ti abbiamo incontrato mentre il giorno si spegneva, ti sei fatto pellegrino insieme a noi. Hai effuso una luce sull'incredulità che copriva i nostri occhi e il nostro cuore. Con la tua parola hai svelato a noi il mistero dell'eterno amore fatto uomo in te. Una nuova speranza hai messo dentro il cuore, una fiamma che mai più si spegnerà. Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina. Rimani con noi, rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina. Rimani con noi. Alla mensa con noi, prendi il pane tra le mani, ti riveli agli occhi dell'umanità. Dietro il velo dei segni riconosciamo te, il Signore della vita e Salvatore. Noi ti abbiamo incontrato, questa terra hai trasformato, il tuo amore è rifiorito dentro noi. Con la gioia nel cuore annunzieremo che la salvezza noi abbiamo solo in te. Rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto. Rimani con noi, Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi, rimani con noi, Signore Gesù, il giorno già volge al tramonto, rimani con noi, Signore Gesù, la sera è vicina, rimani con noi. Questo è il momento in cui Gesù è venuto dentro di noi. Dice San Giuseppe da Copertino che ci sono anime dove Gesù si delizia a rimanere e ci sono invece anime dove Gesù viene e noi sappiamo per dono di fede che veramente Gesù è venuto. Gesù viene veramente quando noi riceviamo l'Eucaristia, ma ci sono anime dove Gesù viene e se ne va subito, perché non viene accolto, non viene accolto nella casa con dignità. Se venisse Gesù in casa nostra e noi gli aprissimo la porta e poi dicessimo un attimo sto arrivando e poi continuiamo a fare le nostre faccende, arrivando a un certo punto l'ospite educato se ne va in silenzio. Intratteniamoci con Gesù come Santa Maria di Betania. Rimaniamo di cuore a cuore con Gesù, rimaniamo in conversazione con Lui, apriamo il nostro cuore, parliamo a Gesù di quella che è la nostra situazione. Ecco, con le parole del centurione anche noi gli diciamo: Signore, io non sono degno, non venire da me perché veramente io non sono degno, ma rendimi degno tu, Signore, della tua grazia. Teniamo i nostri occhi chiusi e preghiamo insieme. Accogliamo Gesù. C'era un giorno che un uomo andò incontro a Gesù, era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore, io so che non c'è uno che può salvare al di fuori di te. Io ti prego, Signore. Io ti prego, Signore, non entrare da me, Perché so che il mio cuore non è degno di te. perché so che il mio cuore non è degno di Ma con te. una parola sono certo, Signore, Ma con una parola sono certo, tu Signore, potrai guarire questo mio servitore. tu potrai guarire questo mio servitore. Perché anch'io sono un uomo e so quello che fa, e se dico ad un soldato deve andare lì va, a un mio servo fai questo e ti prego fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare quel servo guardi. Io ti prego, Signore, non entrare da me,
Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. perché so che il mio cuore non è degno di Ma per una te. parola sono certo, Signore, Ma con una parola sono certo, tu Signore, potrai guarire questo mio servitore. tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore. Io ti prego, Signore, entra dentro al mio cuore, non al mondo nessuno al di fuori di te, Che mi possa guarire, che mi sappia capire, che mi possa guarire, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro al mio cuore, non ho al mondo nessuno al di fuori di te, Che mi sappia capire, che mi sappia che mi capire, possa guarire, che mi possa fa guarire, che cresca ogni giorno. fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Dichiaralo, fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Fa che cresca ogni giorno la mia fede per te. Grazie Gesù. Signore Gesù, sei entrato nel nostro cuore, nella nostra vita. Ti chiediamo, Signore, di eradicare da noi tutto ciò che non ti appartiene. Di eradicare, oh Signore, da noi ogni radice di male. Tutto ciò che non è conforme alla tua volontà divina. Mi voglio arrendere, oh Signore, dinanzi a te e voglio credere alle tue parole. Riconosco che sono peccatore, oh Signore. Riconosco la mia miseria, ma riconosco soprattutto la tua onnipotenza, oh Gesù. Padre, nel nome santissimo di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, per intercessione dell'Immacolata Vergine Maria e dei risplendenti arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e del mio santo angelo custode, io ti chiedo, Padre, di sgridare e di scacciare e di eradicare ogni spirito di male. Io dichiaro la mia libertà in forza del santo battesimo che ho ricevuto. Per la potenza del tuo nome, o Trinità Santissima, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siano scacciati e messi in fuga tutte quelle realtà
che non hanno alcun mandato dal Signore di rimanere vicino a noi, vicino a me, vicino alla mia famiglia, alla mia casa, tutto ciò che ho, sono e possiedo, con l'autorità che mi viene dal nome benedetto e santo di Gesù, che ho ricevuto col santo battesimo, con l'Eucaristia che abbiamo celebrato, offerto e ricevuto. Io rinuncio ad ogni presenza che si sia avvicinata a me o sia stata mandata a me. Nel nome benedetto e santo di Gesù dichiaro liberazione totale, completa e definitiva della mia vita e comando ad ogni presenza, ad ogni spirito, ad ogni demone di andare ai piedi della croce di Gesù, perché sia disposto secondo la volontà di Dio. Sigillo col sangue di Gesù che ho ricevuto in questa Santa Eucaristia la mia anima, la mia vita. Invoco il sangue di Gesù come firma d'amore di Dio nella mia vita, come riscatto della mia esistenza. Amen. Amen. Riconosco che io sono un peccatore, ma so bene che tu mi ami, Signore, modellami e plasmami come tu vuoi. Eccomi, Signore, tu, Signore, mi guarisci da ogni male. Sei la mia certezza, il mio rifugio. Tu mi chiami a vivere in te che sei la via, la verità e la vita. Getto le reti sulla tua parola, lascio tutto e seguo te, mio Re. È bello stare alla tua presenza, tu sei il mio amore, tu, Signore, mi guarisci l'animale. Sei la mia certezza, il mio rifugio. Tu mi chiami a vivere in te che sei la via, la verità e la vita. Voglio abbracciare con amore la mia croce, obbedire a te e fare ciò che vuoi tu. Nulla mai mi mancherà, perché tu sei con me. Tu, Signore, mi guarisci l'animale. Sei la mia certezza, il mio rifugio. Tu mi chiami a vivere in te che sei
la via, la verità e la vita. Preghiamo. Nella tua misericordia, o Padre, donaci la grazia di adorare con fede viva in questi santi misteri il Signore Gesù, nel cui nome hai voluto che ogni ginocchio si pieghi e ogni uomo trovi la salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore Gesù andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra in dolce volto con due segni di violenza, sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. Madonna, Madonna mia, è dolce essere tuo figlio, oh